Siamo con l'allenatore dell'Azzurro Hockey Novara, Paolo Campanati. Allora Paolo, 2 partite, 2 vittorie, direi 6 punti su 6, cosa dire di più? No, sono veramente contento, cioè uno gioca per vincere, 6 punti, perfetto, insomma, speriamo di andare avanti così. Contentissimo della prestazione di stasera, secondo me ha fatto veramente una bella partita, qualche alto e basso ma ci sta, però la fortuna di avere una rosa lunga, completa, di livello ci permette di arrivare in fondo alla partita sempre freschi, con un gioco pulito, insomma quello che è successo un po' stasera. E insomma il risultato poi ha parlato, insomma, andando verso la partita si è riusciti a chiuderla bene, sono più che contento. Sì, anche perché ricordiamo che di fronte c'era comunque un Modena che alla vigilia di questo campionato è probabilmente la squadra favorita per il salto in A1, quindi c'era di fronte una signora squadra. Sì, vero, Modena in teoria dovrebbe aver strutturato una squadra per fare il salto di qualità. Ti dico che non so, secondo me sarà un campionato decisamente tosto, non sono così convinto che ammazzerà campionato Modena, ma ci saranno tanti punti persi, pareggi, vittorie vinte di una, quindi questi 3 punti qui alla fine faranno la differenza. Beh, possiamo dire però per questa lotta al vertice l'Azzurra c'è. Sì, l'Azzurra c'è. Perfetto, e con questa dichiarazione direi giusta e importante ci lasciamo e ringraziamo Paolo Campanati. Grazie Paolo. Grazie a voi.